Ciao ragazzi, eccoci qua. Dunque, dopo le ciaspolate che abbiamo fatto nell'ultimo dell'anno, poi siamo andati al Colle Visentin, però non ho fatto un video vero e proprio perché ho voluto godermi il panorama in maniera, diciamo, libera, insomma, da foto e da video. Oggi riprendiamo la bici e facciamo un bellissimo anello, una bellissima traccia di 74 km circa, con partenza da Ponte di Piave, che ci porterà a visitare 2 castelli oggi, bellissimi. Uno è il castello di Collalto e l'altro è il castello di San Salvatore. Dopodiché torneremo indietro per arrivare qui al punto di partenza, sempre a Ponte. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di metterci la campanellina per i video che farò successivamente e commentare, perché no, e visitate anche i miei profili Instagram e Facebook, sempre non solo Gravelandre. Mi raccomando. Bene, adesso non vi resta altro che montare in sella con me e affrontare questo anello fantastico. A dopo! Allora ragazzi, praticamente stiamo risalendo il Piave e siamo passati prima per Negrisia. Il tratto sterrato purtroppo era molto scivoloso, dunque se lo fate in condizioni con un fondo veramente bagnato e fangoso prestate sempre molta attenzione. Allora ragazzi, questo diciamo tratto qui è molto wild, a parte il fango che c'è, che è un disastro qua, però ci sono dei tratti anche con i sassi del Piave, ovviamente, che li affondi con le ruote, dunque forse è più indicato per una mountain bike che per una gravel, però insomma divertente lo stesso, si va con un po' più di cautela. Qui si sbanda, si va in derapata, ma avanti sempre. Questo è un posto ideale per fare una bella dronata, dunque volare, vedere un po' dall'alto la situazione. Guardate. La zona del fiume Piave fu interessata dalla dominazione romana, alla quale si deve la costruzione di strade e ponti. La costruzione della strada Treviso-Conegliano si deve all'età napoleonica e passava attraverso il ponte detto della Priula, dal casato gentilizio dei Priuli. Inizialmente costruito in legno, fu distrutto e poi ricostruito a inizio Novecento. Nel 1885 venne costruito un secondo ponte per la linea ferroviaria Venezia-Vienna. Ragazzi, siamo quasi arrivati a metà strada, abbiamo passato il centro di Colfosco e stiamo facendo questa salita, destinazione Collalto.
questa salita del Colle Tombola si chiama, e guarda che panorama, fantastico. Questa salita circa è di 2-3 km con medie del 9% circa, ma anche con punte anche del 12. E abbiamo preso la strada per il Collalto e tra un po' arriveremo al mitico castello. Il castello fu eretto in una posizione strategica per dominare il fiume Piave, tra i colli di Susegana e il Montello. La prima costruzione risale alla prima metà del XII secolo, con un torrione di guardia e il gigantesco mastio che spicca tra i ruderi. Dopo l'unione alla Federazione Veneziana acquisisce un uso più civile, fino ad essere devastato nel 1585 per faide familiari. Distrutto poi durante la Prima Guerra Mondiale, oggi restano visibili il torrione e la torre campanaria. Subì gravi danni anche la chiesa, poi ricostruita come la vediamo oggi. Adesso noi faremo una pausa pranzo veloce, panino così al volo, e poi andremo a Susegana a vedere il castello di San Salvatore. Castello di San Salvatore a Susegana. Guardate che posto magnifico, fantastico. Il castello di San Salvatore si trova su un colle tra le colline del Prosecco e risale al XIII secolo. Di proprietà della famiglia Collalto, la fortezza rimase inespugnata durante tutto il Medioevo. Passata sotto la dominazione veneziana, divenne luogo di fermento artistico. Gravemente danneggiato durante la Prima Guerra Mondiale, fu poi restaurato a partire dal 1943. Adesso attualmente è una dimora privata dove si svolgono anche degli eventi tipo matrimoni, tipo cene aziendali, eccetera. Bene, adesso noi riprendiamo la via del ritorno. Questa è stata l'ultima tappa di questa fantastica giornata, anche se il sole andava e veniva. Allora ragazzi, avete visto anche in diretta il trucco parrucco che ho fatto alla mia bici. Adesso
è alquanto pulita, perché veramente oggi è stato un disastro per quanto riguarda il fango. È stata la giornata del fango. Bene, e niente, adesso proseguiamo, arriviamo fino a Punta di Piave. Eccoci qua ragazzi, dunque concluso il giro siamo tornati al punto di Piave, dunque al punto di partenza di questa mattina. E dunque i chilometri sono stati circa un'ottantina con 600 di dislivello, perché la zona comunque con l'alto e poi su Segana comunque era tutto un sali e scendi, un mangia e bevi tra salite e discese. E percorso un po' complesso per le grave, dunque più indicato per le mountain bike. Vediamo cosa fare la prossima volta, se fare un'attività non solo oppure gravel, lo scoprirete vivendo. Bene, alla prossima, ciao ragazzi.